Buongiorno a tutti, sono Nicoletta Galambos. Attualmente sono impegnata in un progetto di postdottorato presso il gruppo di Biologie fonctionnelle, INSET e Interaction a Lione in Francia. Sono molto felice che la mia tesi di dottorato sia stata selezionata per l'attribuzione del premio Mario Bonsembiante destinato alla mia tesi di dottorato di ricerca che tratta argomenti nel campo agroalimentare impegnando in particolare strategie innovative per innalzare la qualità e sicurezza alimentare e prevenire l'impatto ambientale derivanti dai processi produttivi. La mia tesi si focalizza sullo sviluppo di biofertilizzanti con strategie di inoculazione innovative e ho studiato l'interazione molecolare tra ceppi di batteri endofitici in presenza ed in assenza di acidi umici, che svolgono un ruolo positivo sullo sviluppo di piante di pomodoro. Nella seconda parte della mia tesi ho studiato la possibilità di trasferire alle piante ceppi di tali batteri mediante insetti della famiglia dei miridi, dimostrando che gli insetti erano in grado di trasmettere i batteri alle piante di pomodoro e che tali batteri potevano essere nuovamente isolati. Ci tengo moltissimo a ringraziare l'Istituto Veneto di Scienza, Lettera e Arti per il conferimento del premio e tutti i colleghi nel mio gruppo di ricerca della Fondazione Edmond Mach, appunto gruppo di BioBest in Belgio e primi fra tutti i miei supervisori, il professore Michele Perazzoli, il professore Felix Vickers e la professoressa Ilaria Aperto. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Iommazzo, lavoro come ricercatore in informatica e matematica applicata allo Zuse Institute di Berlino, questo dopo aver conseguito un dottorato in cotutela tra l'École Polytechnique di Parigi e l'Università di Pisa. Durante il mio dottorato ho avuto la fortuna di essere seguito e supervisionato e guidato dai professori Antonio Frangioni dell'Università di Pisa, Leo Liberti e Claudio D'Ambrosio dell'École Polytechnique di Parigi. Sono davvero onoratissimo di aver ricevuto il premio Lorenzo Brunetta 2022, conferito alla miglior tesi nell'ambito della ricerca operativa conseguita nei 3 anni precedenti. Il mio lavoro di dottorato verte sulla risoluzione di 2 problemi. Il filone di ricerca principale concerne la configurazione di algoritmi. In questo ambito consideriamo degli algoritmi parametrizzati e tipicamente si vuole trovare quella configurazione di parametri ottimale, ovvero sia quella configurazione in grado di garantire un'esecuzione il più efficiente possibile degli algoritmi sotto considerazione. Il problema è tipicamente molto difficile da risolvere ed è interessante perché ha numerose applicazioni in vari campi dell'informatica, della matematica, dell'ingegneria, eccetera. Durante il mio dottorato ho lavorato ad una metodologia per automatizzare questo processo di configurazione basata sull'utilizzo e sulla combinazione di tecniche di ottimizzazione matematica e di paradigmi di machine learning. La commissione ha anche apprezzato in particolare i contributi della mia tesi alla distance geometry. Distance geometry è un problema di ottimizzazione matematica in cui si considera un grafo e si vuole individuare la posizione dei nodi di questo grafo in uno spazio di data dimensione, conoscendo soltanto le distanze tra tutte le coppie di nodi. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, sono Valentina Pieri, mi sono laureata in medicina e chirurgia nel 2017 e attualmente sto frequentando la scuola di specializzazione in neurologia dell'ospedale San Raffaele. Tra laurea e specializzazione ho conseguito il dottorato di ricerca in neuroradiologia con una tesi dal titolo Tecniche avanzate di risonanza magnetica di diffusione applicate all'analisi di struttura e microstruttura del parenchima cerebrale per la neurochirurgia mini-invasiva, dal modello ovino al cervello umano. A questa tesi è stato conferito il premio Guerrino Lenarduzzi dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che sono stata molto orgogliosa di ricevere.
Il lavoro da cui ha preso forma l'elaborato è stato svolto nell'ambito di un progetto Horizon 2020 finanziato dall'Unione Europea, che ha visto la collaborazione tra Neuroradiologia del San Raffaele di Milano, ingegneri del Politecnico di Milano e dell'Imperial College di Londra e la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Milano. Il progetto si basa sulla realizzazione di un catetere flessibile da utilizzare per interventi di neurochirurgia che necessitano la guida delle neuroimmagini. Per mappare le caratteristiche del tessuto cerebrale, abbiamo proposto l'uso di una risonanza magnetica di ultima generazione, la risonanza magnetica di diffusione, che ha potenziali capacità di analizzare i tessuti a livello quasi microscopico. Quindi guidare il neurochirurgo lungo traiettorie che non creino danni alle strutture sane ed eloquenti del cervello che devono essere preservate durante l'intervento. La particolarità del lavoro è stata applicare questa tecnica sia al modello ovino, quindi risonanze magnetiche su pecore e inserzione del catetere in pecore anestetizzate, sia a dati di risonanza magnetica del paziente, con applicazione virtuale di inserzione del catetere. La multidisciplinarità del progetto è stata fondamentale per garantire il successo delle sperimentazioni, che hanno integrato lo studio delle neuroimmagini con algoritmi di robotica, quindi a garantire la loro applicazione prima nel modello animale di pecora e poi nel cervello umano. Per me questa collaborazione è stata l'aspetto più formativo dell'intero percorso, perché è stato davvero stimolante essere, tra virgolette, contaminati da altri punti di vista professionali diversi da quello clinico e medico a cui ero abituata. Concludo ringraziando l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti e la Commissione per il premio assegnatomi e spero davvero di poter continuare la mia attività di ricerca nell'ambito delle neuroscienze. Grazie. Sono Antonio Cipullo, dottore di ricerca in storia dell'arte. Sono risultato vincitore del premio in memoria di Marina Magrini, bandito dall'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti e destinato a giovani storici dell'arte che, per ragioni inerenti al loro soggetto di studio, debbano compiere un viaggio per sviluppare il progetto di ricerca su un argomento di pittura o scultura d'ambito veneto del Settecento nella sua diaspora europea. Il progetto di ricerca che ho presentato verte sul soggiorno dello scultore Antonio Corradini alla corte asburgica di Vienna tra il 1730 e il 1742. Questi anni al servizio dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo restano ancora problematici. Se per la prima metà della decade la critica ha infatti restituito traccia di una modesta attività, per la seconda metà del quinto decennio del Settecento gli studi non hanno messo in luce impegni rilevanti per l'artista che, dal 1732, rivestì l'incarico ufficiale di Hofs Statuarius e per il quale venne regolarmente stipendiato fino al 1741. Questa ricerca si pone l'obiettivo di restituire una visione più ampia circa il soggiorno di Corradini a Vienna e le diverse implicazioni che ne conseguirono. In tal senso andranno meglio approfonditi e sviluppati quei filoni di ricerca già impostati durante il dottorato, come il suo arrivo nella capitale e la sua conseguente introduzione a corte, oppure la figura di Girolamo Corradini, primogenito dello scultore, la cui presenza in città si attesta dal 1728 per frequentare la locale Accademia di Belle Arti. Non da meno il rapporto tra Antonio e l'Accademia, di cui fu membro, meriteranno sicuramente ulteriori approfondimenti archivistici. In questa direzione sarà messo a fuoco l'influsso dell'opera e dello stile virtuosistico proprio di Antonio Corradini, esercitato nei confronti della cultura plastica delle aree di lingua tedesca ed imperiali. Con l'occasione ringrazio l'Istituto e la Commissione che ha valutato positivamente la documentazione fornita, rilevando altresì il grande interesse che i risultati annunciati dalle prospettive di ricerca su Antonio Corradini potranno portare, fornendo un contributo originale su un protagonista riconosciuto della scultura settecentesca veneziana. Buongiorno a tutti, sono Luca Pedruzzi, laureato presso l'Università di Pisa, la laurea magistrale in conservazione ed evoluzione di biologia e sono molto felice di aver ricevuto il premio Andrea Marconato, che premia neolaureati per la partecipazione a convegni internazionali riguardanti l'ecologia del comportamento animale. Lo studio del comportamento animale, in particolare quello dei mammiferi sociali, infatti è stato il focus del mio percorso di studi magistrale. In particolare questo premio mi darà l'opportunità di partecipare alla European Conference on Behavioral Biology che si terrà a Groningen questo luglio, dove verranno affrontate tematiche che vanno dall'evoluzione delle culture alla comunicazione animale. Qui avrò la possibilità di partecipare in qualità di speaker a fianco di nomi di calibro internazionale per presentare i risultati del mio lavoro di tesi, frutto di una collaborazione tra il Dipartimento di Biologia di Pisa e l'Università di Rennes. Il lavoro svolto analizza in particolare uno dei comportamenti centrali nell'etologia oggi, ovvero il contagio di sbadiglio.
che funge da prerequisito per forme più alte di empatia e potrebbe essersi evoluto per aumentare la sincronia tra i membri di uno stesso gruppo. Presso la stazione biologica di Pamplona, in particolare, ho svolto uno studio sui cercocepi dal collare, un primate africano, per analizzare la contagiosità di stimoli provenienti da specie diverse e da individui familiari o non familiari. I risultati ci hanno mostrato che nelle scimmie stimoli provenienti sia da individui della stessa specie che da altre specie possono scatenare una risposta contagiosa e che quando a sbadigliare è una scimmia o un umano familiare, il contagio è molto più alto, dimostrando per la prima volta come questa modulazione possa superare i confini della specie, includendo anche individui eterospecifici nei meccanismi, nei fenomeni di mimica facciale. Ringrazio l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Commissione per il premio assegnatomi, che mi darà sicuramente un'importante opportunità, e grazie mille. Buongiorno, sono Chiara Bombardini, storica dell'arte e cultrice della materia all'Università degli Studi di Padova. Mi sono laureata in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici all'Università Ca' Foscari di Venezia. In seguito all'Università di Padova ho conseguito il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Culturali. Sono risultata vincitrice del premio Pompeo Molmenti 2022, premio bandito dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, per un lavoro originale e inedito su un argomento riguardante la storia della società veneta, della sua cultura e delle sue istituzioni, in un periodo compreso fra il XIII e il XX secolo. Il lavoro che ho presentato all'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti è la mia ricerca sui notatori di Pietro Gradenigo. 38 manoscritti oggi conservati alla biblioteca del Museo Correr di Venezia, nei quali il nobile veneziano Pietro Gradenigo registrò, fra il 1748 e il 1773, oltre 22.000 note di vario argomento, dalla storia all'economia, dalla politica all'arte, con lo scopo di preservare la memoria storica della Serenissima. Il mio lavoro si è concentrato sull'analisi di circa 2000 note di argomento storico-artistico, ragionando inoltre sui criteri di scelta adottati da Gradenigo. Per meglio comprendere gli interessi del nobiluomo sono state indagate anche le sue collezioni in la biblioteca. Così pure è stato oggetto di studio il suo epistolario, dal quale è emersa la fitta rete di relazioni intessuta con eruditi di spicco del Settecento. La commissione giudicatrice ha particolarmente apprezzato lo spazio da me riservato alla formazione giovanile, alla carriera politica e alle relazioni di Pietro Gradenigo. Figura ben nota agli studiosi dell'erudizione veneziana, ma sinora mai oggetto di una ricostruzione complessiva. La Commissione ha ritenuto infine il mio lavoro una base fondamentale per ulteriori ricerche che selezionino e organizzino il materiale dei notatori seguendo specializzazioni diverse, quali ad esempio la numismatica o l'epigrafia. È per me un onore ricevere il premio Pompeo Molmenti. Desidero dunque ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e la Commissione del premio per il lusinghiero giudizio. Ringrazio la Fondazione Cariparo, il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova e in particolare i miei tutor e co-tutor per avermi guidata nelle ricerche durante il dottorato. Un ringraziamento particolare anche alla direzione e al personale della Biblioteca del Museo Correr di Venezia per l'aiuto e la disponibilità. Grazie di cuore a tutti.